In fondo poi la parte centrale del culto è proprio la parola di Dio, vero? Leggiamo in Luca, capitolo 15. Leggeremo tutto il capitolo 15, sono 32 versi e sono 3 parabole unite. Gesù continua a parlare, espone una prima parabola, poi una seconda, poi una terza. Gloria al Signore. Questa mattina vedremo queste 3 parabole. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi, non per me, ma per il rispetto della parola di Dio. Amen. Dio sia lodato. Alleluia. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle. E giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi
e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi pure. Avete visto nella lettura, sono 3 parabole e Gesù le racconta una dopo l'altra, ma prende spunto nel raccontare queste parabole dal fatto che era stato criticato dai farisei e gli scribi perché Gesù stava con i pubblicani e i peccatori, i quali si avvicinavano a lui per ascoltarlo. E i farisei e gli scribi mormoravano, lo criticavano: guarda, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Grazie Gesù, perché hai accolto anche me. Ognuno di noi questa mattina può dire e deve dire, non perché lo dico io che dovete dirlo, ci si sente di dire grazie Gesù, perché mi hai accolto, non mi hai respinto, perché io non meritavo e non merito neanche ora. Ma l'amore di Dio è grande. Quanto sia grande io non so dirtelo, so solo che è grande, è molto più grande di quello che può essere il mio pensiero della grandezza. E dà una lezione il Signore con queste parabole meravigliosa, una lezione disarmante, una lezione per quanti lo criticavano e per la Chiesa, che deve imparare ad accogliere. Amen. Alleluia, gloria al Signore. La prima parabola che racconta è quella della pecora smarrita. Se voi fate caso, queste 3 parabole hanno in comune alcune cose. Cose, animali, preziose, persone che si smarriscono e che però poi vengono ritrovate. E quando vengono ritrovate c'è manifestazione di grande gioia. Gloria al Signore. Fa l'esempio il Signore di questa pecora che si smarrisce. Chi di voi, avendo 100 pecore, fa un esempio, poteva dire 1000, 2000, 10. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, però le lascia al sicuro, no? Non le lascia in balia, le lascia al sicuro. E non va in cerca di quella che è smarrita, perché anche quella che è smarrita ha il suo valore. Amen. Parla di pecore non a caso. Noi spiritualmente siamo le pecore del Signore, vero?
Ma poi anche all'epoca la pecora era un animale molto utile e di grande valore per ogni famiglia. Una famiglia che ne aveva una sola pecora aveva latte, formaggi da mangiare e poi in qualche modo aspettava che gli cresceva il pelo, la tosava, aveva anche la lana, no? Quindi pensate una pecora quanto valore potesse avere. E chi ne aveva 100 non voleva rinunciare anche al valore di quell'unica pecora. E quindi Gesù, siccome li conosceva e sapeva quanto erano attaccati alle cose di valore, chi di voi se ne perde uno e non va in cerca di quello? Come dire, questi peccatori, questi uomini che voi disprezzate perché sono peccatori, sono perduti per me. E se si stanno avvicinando a me per ascoltare la mia parola, io ne gioisco, perché le sto recuperando. Amen? Gloria a Dio. Dio desidera recuperare, va in cerca delle anime perdute. Gloria al Signore. E quando va in cerca di quella pecora che si è smarrita e poi la trova, dice tutto allegro, se la mette sulle spalle e la riporta lì dove è il suo posto. Che bella questa figura del pastore che trova la pecora e la prende, non gli dà botte. Cosa hai fatto? Ti sei allontanata? Non lo fare più. La prende e la mette sulle spalle. Ti riporto io. Forse era ferita quella pecora, non poteva camminare, non sappiamo, però questa immagine è bellissima, di questo pastore che ritrova la sua pecora e la prende e la mette sulle spalle. E trovatela, tutto allegro, se la mette sulle spalle. E giunto a casa, cosa fa? Chiama gli amici e i vicini e dice loro: condividete con me la mia gioia, rallegriamoci, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Gloria al Signore. E Gesù dice: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. C'è festa in cielo quando anche un solo peccatore si ravvede. Alleluia. Dobbiamo imparare, fratelli, a non guardare i numeri. Io dico sempre: gloria a Dio, grazie Signore per le chiese numerose. Ti ringrazio, Signore. Ma allo stesso modo, grazie Signore per le piccole comunità. Il piccolo gregge. Anche quando 10, 20, 15 persone stanno insieme, il Signore gioisce. Amen. Vogliamo imparare a guardare ai piccoli numeri, non ai grandi numeri. Dio è il Dio dei grandi numeri e dei piccoli numeri, perché Dio guarda all'essenziale. Se anche un'anima si ravvede, nel cielo fanno i fuochi d'artificio, si gioisce, gli angeli gioiscono. Lo stesso esempio per la dramma perduta, la donna che si ha 10 dramme e ne perde una, non fa tutto il possibile, accende un lume, spazza a casa,
perché la deve trovare, qualcosa di prezioso, no? E poi quando l'ha trovata, chiama le amiche. Sono riuscita, l'ho trovata, rallegriamoci, facciamo festa. Gloria a Dio, amen. E ancora Gesù ribadisce, davanti agli angeli di Dio c'è gioia per un solo peccatore che si ravvede. Poi quella del figlio prodigo chiude l'argomento, riassume un po' tutto. Non si è persa una pecora, si è perso un uomo. Non si è persa una dramma, si è perso un figlio. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. Questa parabola è meravigliosa, la rileggi ancora, la puoi rileggere tante volte. E ogni volta che la leggo non posso che dire, oh grazie Signore, ma quanto è grande il tuo amore. Perché il vero protagonista non è il figlio prodigo di questa parabola, è l'amore del Padre. Dio ci ama in un modo incondizionato. E la cosa bella che dobbiamo apprezzare e non la sappiamo apprezzare è che Lui ci lascia liberi. Un giorno il figlio gli disse, dammi la mia parte che mi spetta. Dividi bene tra i tuoi due figli, dammi quello che mi spetta. Poi di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, si prese tutto quello che gli apparteneva. Ciao papà, vado a divertirmi. E all'inizio tutto bello, però poi se esci dalla tasca e non rimetti, prendi, si finisce tutto, no? Finché hai qualcosa avrai sempre amici. Pago io, gioiamo, birra, donne, prostitute, sesso, peccato a volontà, gioiamo. Poi man mano i soldi finiscono. Oh, finito i soldi. Gli amici l'hanno lasciato solo. È arrivato al punto, questo giovane, non avere più nulla da mangiare e desiderava mangiare il cibo che mangiavano i maiali, i baccelli. Se voi andate a leggere, i baccelli è il frutto del carrubo. Poi rientrato in sé, riesce a pensare, ma che ci faccio qua? A casa di mio papà che ho lasciato, persino il servo sta meglio di me adesso, ha più di quanto io ho adesso. Devo tornare indietro, ritornerò a casa di mio padre, gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, mi pentirò. Si era già pentito. E si incammina per andare a casa, ma mentre era lontano, notate, il padre già lo vedeva. Mentre era lontano ancora, già il padre lo vedeva e aspetta lì il ritorno del figlio. Finché sono vicini. E dice proprio così: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, poi perdonami. Ma il padre non gli risponde al figlio, agisce. Subito dà ordine al servo: mettetevi la veste più bella che c'è. Ammazzate il maiale ingrassato, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto e io l'ho ritrovato. Amen, gloria al Signore.
Alleluia, che bello quando torniamo al Signore. Ma questo smarrimento può toccare tutti, sapete? A volte noi credenti ci possiamo smarrire interiormente. Smarrisci quella sicurezza nel Signore, quella fede. Ti lasci andare, perché la tua fede non è più alimentata da tempo. Perché il fuoco non è alimentato con la legna, ci si spegne. Siete d'accordo? Guarda, ne conosco tanti fratelli che prima erano cime spirituali, collaboratori con il pastore, no? Poi succede qualcosa e molti non ti dicono neanche cosa, e tante volte sei lì a cercarli, a capire, posso aiutarti in qualche modo, cosa è successo? Non sanno neanche dirlo, ma alla base di tutto io so cosa è successo. Non ci si è più cibati della parola di Dio. Si trascura la comune adunanza. Eppure nella parola di Dio riceviamo esortazioni e consigli in questo senso, non abbandonando la comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, è scritto agli ebrei. E poi cosa troviamo scritto? Che la fede viene dall'udire. Ascolta la parola di Dio, la tua fede cresce. Amen. Amen. Ma questi consigli semplici e pratici che la parola di Dio ci dà, noi non vogliamo metterli in pratica. Ed il pericolo è proprio quello, di perdersi, di smarrirsi. Succede qualcosa nella tua vita che può fare in modo di strapparti proprio da quel recinto dove tu devi stare insieme alle altre pecore. E prendi l'iniziativa di andartene, lasciare le 99 e ti incammini nel deserto, in una via che è piena di incognite. Non hai certezze, in questo mondo certezze non ce ne sono. L'unica certezza è Gesù. E ti incammini, poi capita che ti fai male mentre cammini, e c'è il buio, non trovi più la luce. Ma chi ti ha consigliato di lasciare quel posto al sicuro e di incamminarti da solo per una via che non conosci? Grazie a Dio l'amore di Dio è più grande del nostro essere uomo, dei nostri limiti, delle nostre incapacità. È più grande l'amore di Dio. Gesù ci viene a cercare. Ma come fa? Lui personalmente? Quando un fratello ti chiama, sappi che è il Signore che gli ha messo in cuore di chiamarti. E quando il pastore ti dice, è da tanto che non vieni in chiesa, sappi che non è la voce del pastore. È il Signore che ha messo in cuore al pastore di chiamarti, di cercarti. Perché? Perché ogni anima è preziosa agli occhi di Dio. Amen? E se qualcuno ti mette in testa che tu non vali niente, questo qualcuno è un bugiardo. E i bugiardi sono da parte del nemico, del diavolo, perché Gesù è la verità. Tu sei prezioso ai miei occhi. Ti ho chiamato per nome, io ti amo. Amen? Ma un altro ti mette in testa, ma tu non vali niente, i tuoi errori sono questi, e li commetti sempre, sei sempre lì a ripetere sempre gli stessi errori. Sì, ma l'amore di Dio è sempre lì a cercarmi,
io capisco che sta a me arrendermi all'amore di Dio. E allora Dio mi cambierà. Amen. Gloria al Signore. C'è gioia in quella casa, ma c'è uno che non gioisce, il fratello maggiore. Oh, ma papà, io ho sempre fatto tutto quello che mi hai detto. È vero o no, papà? Sì. Sono stato sempre obbediente, papà. Sì. Però con i miei amici non è mai dato un capretto, non un maiale ingrassato, un capretto. Viene questo che ha sperperato tutti i tuoi soldi, grande festa. Ma ti sembra giusto, papà? Figlio mio, tu sei sempre con me. Ma bisognava fare festa, era necessario fare festa, perché questo tuo fratello era morto e adesso è tornato in vita. Spiritualmente parlando, gloria a Dio. E noi cosa eravamo se non morti? Ed ora siamo tornati in vita. Gloria a Dio. Dio ci dia grazia di comprendere quanto è grande il suo amore. E prima di dire non vado più in chiesa, pensaci, ripensaci, perché a perderci non sarà né la chiesa né il pastore, a perderti sarai solo tu. E se di fronte all'amore di Dio, alla chiamata di Dio, non ti lascerai prendere da Lui per portarti sulle spalle lì dove è il tuo posto, la tua fine sarà la morte eterna. Gloria al Signore. Amen. Amen. Che Dio ci dia grazia di imparare ad amare e a non criticare. Ma guarda, a cercare i peccatori hanno bisogno, non i primi che hanno bisogno. Io ho trovato sensibilità veramente in tutte le persone che all'occhio umano può essere da emarginare, no? Ho trovato più sensibilità in quelle persone verso Dio che in tutte le persone che si sentono perfette. Una volta, un'esperienza fatta qualche anno fa, eravamo a Pieve di Soligo, c'era un'evangelizzazione e accanto a me un barbone si era seduto accanto a me. Il fratello Beppe Bortoli predicava. Quest'uomo si mise a piangere accanto a me, un barbone. Gloria a Dio, io gioivo. Stai toccando il suo cuore, gloria a Dio. E io ho messo la mano sulla spalla. Questo, preghiamo insieme. Ma Gesù non può perdonarmi. No, Gesù ti vuole perdonare, ti ama. Hai sentito, ti ama il Signore. Non può perdonare. Ti ringrazio. E se n'è andato. Che errore grande. Avevo l'opportunità di vivere, se n'è andato, ma se n'è andato piangendo. Mi sentiva talmente sporco, talmente indegno, io non posso stare qui. Era vero, te indegno, siamo sporchi tutti, ma dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Dove il peccato è più grande, l'amore di Dio è ancora più grande, la grazia di Dio è ancora più grande per coprire quel peccato grande o quella moltitudine di peccati. Gloria al Signore, quanto è buono il Signore, quanto ci ama. Serviamo il Signore con gioia, amen. Dobbiamo essere grati a Dio per questa chiamata che Egli ha rivolto a noi. E a volte non ne siamo grati perché diamo per scontato. E invece dopo tanti anni dico sempre grazie Signore. E voglio dirlo ancora, grazie Gesù perché hai avuto pietà di me. Grazie Signore.
Dobbiamo alzarci in piedi.